Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's. Antonino, riecco a te la linea. Grazie cara Sveva, le 9:42 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Allora, io voglio rispondere al buon Walter e a proposito 0292947222 per chi vuole intervenire. Walter, tu parlavi appunto della sanità nel meridione d'Italia, perché queste cose continuano ad avvenire. Lo vorrei capire pure io. Ti voglio leggere questa cosa da ilvibonese.it, questo è il giornale della provincia di Vibo Valentia. Allora, voi dovete sapere che ci sono 25 milioni di euro del PNRR per ristrutturare l'ospedale di Vibo Valentia. Eccolo qua, l'ospedale Iazzolino. Bisognerà chiudere momentaneamente chirurgia, ortopedia e oculistica, e c'è Soccorso Capomolla che su ilvibonese.it racconta un po' quali sono le cose, diciamo, le opzioni di cui si sta riflettendo. E allora, la riflessione deve rispondere ai seguenti quesiti: come possiamo fare a garantire in questa fase transitoria le prestazioni in sicurezza con un minor disagio all'utenza? Cosa possiamo fare per salvaguardare l'immagine di un territorio con grande potenzialità a vocazione turistica? Sono in campo diverse riflessioni. 1. Trasferimento dei modelli gestionali momentaneamente in altri stabilimenti dell'ASP, cioè mandare tutti quanti a curarsi all'ospedale di Tropea. Mandare tutti quanti a curarsi all'ospedale di Tropea significa, per chi mi sta seguendo sul 252, fare una strada tutta curve per arrivare fino al mare e poi fare tutta la costa e coprire 32 chilometri, eccoli qua, se va bene, 32 chilometri in 37 minuti. Ora provate a immaginare uno che gli viene un infarto e bisogna portarlo con l'ambulanza da Vibo Valentia fino all'ospedale a Tropea. Fate voi. Seconda soluzione: trasferimento di tali modelli in organizzazioni private già insistenti sul territorio, cioè mandare la gente a curarsi nelle cliniche private. 3. La creazione di un ospedale da campo attiguo a quello dello Iazzolino, cioè l'ospedale da campo in pieno centro di Vibo Valentia. Giustamente l'autore di questo pezzo, appunto Soccorso Capomolla, osserva: la soluzione di creare l'ospedale da campo è una soluzione a bocciare prima della proposta. È dispendiosa, inutile, poco sicura, è destruente sul piano comunicativo perché relega un territorio in quel limbo di immaginario collettivo di terra del disastro. Invitiamo i lettori a pensare a un turista che deve venire in Calabria pensando di trovare un ospedale da campo come a Gaza o la vecchia Kabul. Non già per l'amaro destino di queste terre, ma in tali contesti gli scenari sono completamente diversi. Quindi, diciamo così, non è tanto il fatto che ora si debba discutere tra queste tre possibilità, tra cui anche l'ospedale da campo, e parliamo di un ospedale da campo in una città che, per quanto capoluogo di provincia tra le ultime nelle classifiche di tutta Italia, però appartiene comunque al primo mondo, e non mi pare proprio il caso che come biglietto da visita si possa offrire eventualmente un ospedale da campo. Ma il problema non è che siamo arrivati a discutere anche dell'ospedale da campo, il problema è quello che c'è a monte. Chi ha gestito la sanità nel meridione d'Italia per arrivare a queste vette? Si fa per dire. Questo è il punto. E a maggior ragione con l'autonomia, o le cose cambiano perché c'è la volontà di cambiarle, o se no altro che ospedale da campo, caro Walter. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto, chi è là? Pronto? Sì.
Pronto, Franco da Milano. Senti, io volevo solamente dire una considerazione semplicissima. Qui tutti con l'autonomia sì, l'autonomia no, anzi più no che sì, eccetera. Ma scusate, io mi faccio solo una domanda. È 70 anni, 80 anni che non c'è l'autonomia e mi sembra che tutto funzioni benissimo. Allora, non mi sembra che siano tutti contenti al sud della non autonomia. Per cui forse, dico forse, magari chissà con l'autonomia così cattiva, brutta e cattiva della Lega, magari qualcosa potrebbe funzionare. Peggio di così non dovrebbe andare. Ma le dura capire l'Italia, ciao. Che è quello che stavo dicendo pure io. Per cui le 9:47 minuti e 42 secondi, diamo un'ultima occhiata alle agenzie. Lutto, l'ANSA, è morto a 90 anni Fulco Pratesi, fondatore del WWF in Italia, era ricoverato in una clinica romana. Ancora, il ricovero al Gemelli, notte tranquilla per il Papa, sta riposando, poi c'è il PKK che annuncia il cessate il fuoco e ovviamente lo show, si fa per dire, di ieri sera tra Trump e Zelensky. Poi lo scandalo, pubblicata la lista dei contatti eccellenti di Epstein, Trump nei registri dell'aereo privato e poi questa cosa veramente assurda. Vabbè, intanto diciamo del Papa che quella ce la teniamo per il finale perché mi ricorda uno scherzo che ho fatto tanto tempo fa. Non fu una cosa uguale a questa, per fortuna. Allora, broncospasmo, nuova crisi per Francesco, ossigeno con la mascherina e vigile. Scrive Mimmo Molo per Avvenire che in pratica, secondo il testo del bollettino diramato ieri dalla sala stampa, appunto, il Santo Padre nel primo pomeriggio di oggi, dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ha presentato una crisi isolata di broncospasmo che ha tuttavia determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio. Santo Padre, prosegue il comunicato medico, è stato prontamente broncoaspirato e iniziato la ventilazione meccanica non invasiva con una buona risposta sugli scambi gassosi. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. La prognosi rimane pertanto ancora riservata e in mattinata ha ricevuto l'Eucarestia. Per comprendere l'entità di quanto accaduto ieri bisogna innanzitutto dire, come fanno notare le fonti vaticane, che non si è trattato di una crisi assimilabile a quella di sabato scorso 22 febbraio, che era invece di tipo respiratorio. Nel pomeriggio di ieri invece un broncospasmo ha determinato un episodio di vomito inalato dal Papa, successivamente aspirato con macchinario specifico. Dopo la crisi, gli scambi gassosi sono tornati a livello di quelli pre-crisi e questo è senz'altro positivo. Così come la reazione del Papa, dato che in circostanze analoghe, riferiscono fonti mediche, ad altri pazienti è andata molto peggio. Tuttavia le fonti vaticane fanno notare che per fare una valutazione di come questo inciderà sul quadro clinico del pontefice, i sanitari avranno bisogno di 24-48 ore. Le notizie arrivate col bollettino di ieri sera, seguito da quello di stamattina che dice che il Papa sta riposando, hanno fatto cambiare il segno a una giornata, la 15ª di Francesco al Gemelli, che era cominciata bene. Come nei giorni scorsi, la notte era trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando, comunicava di buon mattino la sala stampa vaticana. Nelle ore successive Bergoglio proseguiva la terapia e la fisioterapia respiratoria. Dopo essersi svegliato, il pontefice aveva fatto colazione e letto come ogni giorno i quotidiani. Si diceva inoltre che le modalità dell'Angelus di domani non sono state ancora stabilite. Mentre veniva comunicato ufficialmente tramite bollettino della Santa Sede che sarà il penitenziere maggiore, cardinale Angelo De Donatis, a presiedere al posto del Papa i riti delle ceneri all'Aventino mercoledì 5 marzo, giorno di inizio della Quaresima. Per tutto il giorno e fino a sera sono proseguite le preghiere. Alle 21 è stato il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, a guidare il rosario in piazza San Pietro per la salute del pontefice. E le iniziative di preghiera sono proseguite senza sosta a Roma e in tutto il mondo. Sulla grande statua del Cristo a Rio de Janeiro è stata proiettata un'immagine del Papa, mentre nella messa celebrata nella cappella San Giovanni Paolo II della Hall del Gemelli, il cappellano del Policlinico, padre Nunzio Currao,
ha ricordato che oggi si svolgerà a San Pietro il giubileo del grande ospedale fondato da Padre Gemelli. Saremo circa 4.000 tra sanitari, personale e familiari. Faremo il pellegrinaggio in via della Conciliazione, poi attraverseremo la Porta Santa e quindi in Basilica ci sarà la messa celebrata dal vescovo assistente generale Claudio Giulio Dori. Il nostro giubileo aggiunto ha anche l'obiettivo di pregare per la guarigione e la salute del Santo Padre e continuiamo a farlo. E questo direi che sia quanto per quanto concerne la rassegna dei giornali. Io sono le 9:52, mi avvio verso la conclusione di questa nostra conversazione con una notizia francamente curiosa, diciamo così, che come sapete è avvenuta al santuario a Pompei, dove un tizio di 44 anni, non sono io, professione operatore sociosanitario, si è spacciato per prete e davanti al confessionale dove si era seduto, in breve tempo si è formata una lunga fila di pellegrini arrivati al santuario di Pompei per il percorso giubilare, che prevede appunto, per avere l'indulgenza plenaria, confessione, comunione, opere di carità cristiana. È stato uno degli ignari fedeli a sospettare che qualcosa non andava, mentre gli altri pellegrini erano in attesa del loro turno per accostarsi al confessionale. Il perplesso penitente è stato visto uscire in gran fretta e correre in sagrestia per avvisare uno dei sagrestani della presenza di uno strano prete che lo aveva appena assolto dai suoi peccati. Il custode dell'area sacra del santuario, dedicato alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, è andato a sua volta ad avvisare i carabinieri del posto fisso e la Basilica Mariana, e i militari sono intervenuti a bloccare l'impostore, un 44enne di Terzigno, comune vesuviano a pochi chilometri da Pompei, dipendente ospedaliero come OSS. Avvicinato con discrezione dai militari dell'arma e portato via dalla penitenzieria del santuario, l'uomo ha raccontato di aver agito in buona fede nella convinzione di poter alleviare i fedeli dal peso delle loro colpe, assolvendoli dopo la confessione. Per lui è scattata una denuncia per sostituzione di persone e turbamento di funzioni religiose. È la prima volta che accade una cosa simile, ha commentato don Andrea Fontanella, responsabile della penitenzieria del santuario di Pompei, che rassicura: voglio esortare i fedeli a stare tranquilli e sereni. Riceviamo richieste di prenotazioni di migliaia di pellegrini, ogni giorno in aumento, numeri incrementati al giubileo e dall'annunciata canonizzazione del beato Bartolo Longo. Si è trattato di un episodio isolato che ora ci farà maggiormente vigilare su tutte le aree del santuario. Invitiamo i fedeli a venire con fiducia all'incontro col Padre, preparati a ricevere la grazia della riconciliazione e l'abbraccio col Signore. Il sacerdote ha anche parlato dell'importanza della confessione, quella vera. Lo stesso Bartolo Longo è stato esempio di come si può passare da un periodo di allontanamento e buio al pentimento e alla santità. Dopo il suo ravvedimento, infatti, il fondatore di tante opere di carità di Pompei chiese di confessarsi con padre Radenti, che poi divenne il primo rettore di questo santuario. Amen. Quando ero in collegio, arrivarono le matricole dell'anno dopo e decidemmo con l'assistente spirituale del collegio, che è un prete vero, lo saluto don Daniel, di fare uno scherzo alle matricole. E quindi io mi vestii da prete e facemmo questo finto incontro dedicato alla teologia di Giovanni Paolo II, in cui io cominciai a criticarlo dicendo delle cose incredibili. E tu vedevi questi qui: no, ma cosa dice padre? Perché qua, là, A un certo punto io me ne sono uscito sbattendo la porta e questi ancora incazzati con me fino a quando il prete gli ha gridato: è tutto uno scherzo. C'erano cascati con le scarpe, proprio c'erano cascati per intero. Padre Antonio Brigudi, eccomi qua, 20 anni e più dopo. Però certo, questo che se n'è andato nel confessionale ad ascoltare le confessioni della gente sono state
Veramente una roba degna di Amici miei, atto terzo. Ve lo ricordate, Amici miei, atto terzo, quando c'è Bernard Blier, il Righi, che ci va, che insomma crede di ringiovanire perché ha fatto il patto col diavolo, cioè con Sassaroli, e poi va il Necchi e gli dice: Satana, sei incazzato. Vette altissime, va bene, le 9, 57 minuti e 20 secondi, comunque in talare stavo bene, sappiatelo. E in particolare, incredibile, veramente. C'è della gente al mondo davvero, c'è della gente al mondo. Ma come gli è venuta a questo di andare a mettersi nel confessionale a confessare la gente? Davvero, ma vabbè, lasciamo perdere. Sveva, Sveva, però visto che è carnevale, che fai? Ti vesti da suora? No, 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 io evito di fare questi scherzi da prete e da suora. Ecco, meglio, meglio, meglio. Poi ci sono il prete e la suora che nel settentrione d'Italia sono due strumenti che servivano nella civiltà contadina a scaldare il letto prima di andare a dormire. Non so perché li chiamassero il prete e la suora, però la particolarità era metterli sotto le lenzuola, perché le case allora erano insomma abbastanza umide, non c'erano i riscaldamenti centralizzati di oggi, e però quando uno andava a dormire, se prima non prendeva fuoco il letto, trovava le lenzuola piacevolmente calde, quindi si poteva addormentare senza doversi raggomitolare, stendere in vario modo per cercare di, di intrappolare il proprio calore sotto le coperte. Va bene, allora bella gente, noi per oggi dovremmo aver finito, se voi non avete altre telefonate da fare, in ogni caso vi vorrei ricordare che 340-670-9659 se volete mandare le ultime zappe, dopodiché la chiudiamo qua e dopo di noi prosegue la programmazione della rete e per finire ci ritroveremo lunedì alle 10, sì, alle 10, alle 18.05 trattabili per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. La canzone con cui ci salutiamo è di Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, anno di grazia 1966. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Ascoltato la rassegna stampa. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. C'era un ragazzo che come me